Una lampada che raffigura un intreccio di persone che racchiudono la luce in cammino nelle chiese del Veneto per pregare per la pace. È il progetto Custodi di Pace della diocesi di Padova che prenderà il via il 23 novembre con una veglia di preghiera nella Basilica Cattedrale del Duomo. La lampada della pace, una scultura di legno prodotto artigianale che arriva dal Kenya, verrà accesa e da qui inizierà il suo cammino di preghiera per chiedere la pace nel mondo. Dobbiamo noi convertirci, ci dobbiamo proprio convincere, ci dobbiamo persuadere che la pace è un bene di tutti e chiunque non lavori per la pace fa un danno a tutta la società. E quindi la preghiera è in questo senso. Così estesa nel tempo e anche nel territorio è per dire che dobbiamo coinvolgerci sempre più come carovana, diciamo, come tante comunità che si fondono insieme per poter dare un contributo, un segno anche che noi siamo senz'altro schierati per formare e costruire mentalità, cultura, mezzi di pace. Da Padova arriverà al Duomo di Dolo il 14 dicembre. Il 29 gennaio verrà consegnata ad una delegazione che parteciperà alla Marcia di Pace che quest'anno vede unite Padova, Treviso e Vicenza in un percorso che attraverserà i territori confinanti delle tre diocesi da Fellette a Bassano del Grappa. Il 15 febbraio la lampada arriverà nel Duomo di Valdobbiadene, poi il 15 marzo ad Abano Terme, il 19 aprile nel Duomo di Montagnana, il 17 maggio a Conselve e infine il 14 giugno a Piove di Sacco. Un pellegrinaggio che vuole unire le comunità. La preghiera sarà anche in inglese per sancire ancora di più l'universalità del messaggio di pace.